Benvenuti, continua il nostro itinerario alla scoperta dei borghi italiani. Oggi siamo ad Arcinazzo Romano, il paese si trova a 831 metri sul livello del mare e conta circa 1500 abitanti. È conosciuto per i suoi altipiani, per il borgo e per le tante tradizioni. Non aggiungo altro, la parola alle immagini. Arcinazzo Romano per me, oltre a essere il mio paese nativo, è la realtà più viva che sento, perché ne sono partecipe e fa parte delle mie usanze, del mio vivere. Sono il priore della confraternita della Santissima Trinità di Arcinazzo Romano. Questa confraternita ha delle origini che risalgono a pochi anni, forse circa 20 anni come Costituzione, ma si è sempre ispirata ai motivi di fede che hanno avuto i cittadini di questo paese verso la Santissima Trinità. In questo paese ci sono altre due confraternite, c'è la confraternita di San Giorgio che rappresenta il patrono di questo paese. Poi c'è la confraternita di Sant'Antonio. Queste confraternite uguali sono sempre ispirate dallo stesso motivo, di incrementare sempre di più la fede, e partecipano anche loro molto attivamente alle processioni, alle funzioni religiose in genere. Arcinazzo Romano ha un borgo antico che vogliamo o intendiamo recuperare per metterlo a disposizione di chi intende magari trascorrere qualche fine settimana fuori dalla grande città, e abbiamo addirittura inserito nel contesto dell'area centrale del borgo un museo archeologico in relazione alle disponibilità archeologiche della villa di Traiano, sita sugli altipiani di Arcinazzo. Abbiamo nella piazza recuperato anche gli affreschi di Santa Lucia, oggi diventato un sagrario con riferimento ai caduti di tutte le guerre. Il problema che noi abbiamo non è come vivere in questa comunità o in questo centro. Il problema di fondo è la questione più delicata, quella dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile. E che cosa può offrire una comunità, un paese come Arcinazzo e gli altipiani di Arcinazzo? Le bellezze naturali, i monti, gli altipiani di Arcinazzo, che hanno delle bellezze archeologiche, ma secondo me la bellezza più grande degli altipiani è l'aria, è l'ambiente dove si possono fare lunghe passeggiate. Abbiamo addirittura agli altipiani di Arcinazzo, oltre che la villa dell'imperatore Traiano, un'altra eccellenza ultimamente, la RSA Mancini Icilio, che è, io dico sempre, un albergo a 7 stelle dove molte persone anziane vivono e secondo me stanno in una situazione piena di sollievo, piena di attenzioni. Arcinazzo poi ha un suo gonfalone
dove è rappresentato il suo santo patrono, San Giorgio Martire, il drago, il cavaliere, e c'è una particolare venerazione del santo. Cari amici, se volete venire a visitare Arcinazzo, forse al momento in cui venite vi innamorerete di questa meravigliosa realtà. Sul punto più alto del borgo antico di Arcinazzo Romano svetta la parrocchiale dedicata all'Assunta. Andiamo a conoscere il parroco che arriva dall'Angola. Siamo nella chiesa Santa Maria Assunta, che è titolare di questa parrocchia, che è la parrocchia Santa Maria Assunta in Arcinazzo Romano. Ma abbiamo come santo patrono San Giorgio Martire, che si festeggia il 23 aprile. E poi abbiamo anche la festa del Corpus Domini, come dappertutto. E abbiamo anche la festa della Santissima Trinità, che è molto sentita in questa comunità. E finalmente abbiamo la festa di Sant'Antonio Abate, il 17 gennaio, che è anche molto sentita. La festa patronale San Giorgio Martire si ripete anche la prima domenica dopo il 15 agosto, cioè il comune ne profitta perché a quel momento arrivano tanti nella comunità da fuori e tutti gli eventi, i festeggiamenti che si fanno durante il mese di agosto, d'estate, si fanno, diciamo così, in memoria del santo patrono San Giorgio Martire. Durante la festa del Corpus Domini normalmente c'è l'infiorata, i giovani guidati dall'associazione Sercolo Battista fanno un'infiorata e poi durante la domenica del Corpus Domini viene tanta gente per contemplare, osservare e ammirare questa infiorata. Questa è la chiesa principale, parrocchiale. Poi abbiamo una seconda chiesa che è la chiesa di San Giorgio e poi abbiamo un'altra terza che è un po' piccola, la chiesetta della Croce, che è molto significativa e anche con molti ricordi. E la catechesi si fa in diversi modi, ma normalmente abbiamo questi due tipi di catechesi, la catechesi che è quella normale per i bambini e i ragazzi e poi la catechesi per gli adulti o degli adulti. Ecco. Un altro itinerario da scoprire ad Arcinazzo Romano è quello del gusto. A voi la gastronomia. Siamo al ristorante dell'Osteria dell'Arco, situato all'ingresso del centro storico del borgo. E siamo qui per elencarvi alcuni piatti tipici di zona, iniziando dai formaggi. I primi sono di capra, i secondi sono di pecora, sempre di zona. Poi abbiamo i finti fanti, fatto con farina, uova e un sugo. Le pezzette con i fagioli, pasta all'uovo tagliata e poi condita con i fagioli. Poi abbiamo i fettuccini con gli asparagi del nostro bosco. Poi abbiamo le fettuccine con i funghi porcini, sempre fatti nel nostro bosco. I cucchi sono dei tagliolini con i fagioli. Abbiamo la polenta che è tipica nostra con le verdure del zona. Poi abbiamo la polenta con le spuntature. E la polenta sempre con i funghi porcini, sempre del nostro bosco.
le cicerchie, i ceci, che è sempre produzione locale. Le lumache sono fatte col sugo, un po' di menta romana e peperoncino. Poi abbiamo il cinghiale, che siamo un po' ricchi della zona di cinghiale, sempre fatto col sugo e in bianco. Una pizza particolare che si usava una volta è fatta con la farina di mais, l'abbacchio sempre in nostrano, con le patate. Abbiamo le fave condite anche con la bieta. Poi queste sono marmellate sempre di zona, tra cui i marroni, perché abbiamo degli ottimi marroni. Nell'altro tavolo abbiamo i nostri dolci, tra cui abbiamo la crostata fatta con la marmellata di marroni, la crostata sempre con la marmellata di more. Abbiamo poi qui chiamato il salame del re, che abbiamo riempito con la marmellata di more. Le ciambelline, che qui le chiamano risichelle. Poi abbiamo anche i giglietti, che è fatto con uova e farina. Tutto con l'olio nostro e dell'ottimo vino cesanese di Affile, che è il tipico della zona. Vi invitiamo a venirci a trovare e a gustare i nostri piatti. Uno storico locale ricostruirà sinteticamente la storia di Arcinazzo Romano. Arcinazzo Romano in realtà non si chiamava così nel passato, anzi i paesani la chiamano ancora Ponza, come era il nome di allora. E il suo nome risale probabilmente al nome di un territorio, che era il territorio di Ponza, posseduto probabilmente da una famiglia ponziana. L'origine del nome non è chiaro. Arcinazzo si ha notizia di questo castello nel 1109, quando, nell'agosto di quell'anno, Giovanni V, l'abate di Subiaco, ospitò Papa Pasquale II. Chiese aiuto a lui perché un certo Ildemondo, un longobardo probabilmente, il nome ricorda un po' queste figure, Ildemondo aveva preso possesso del castello di Arcinazzo, o meglio di Ponza e di Affile. Venne qui Papa Pasquale e espugnò questo castello attraverso anche con delle macchine da guerra proprio, perché era un castello veramente fortificato. Si arrese Ildemondo e riconcesse di nuovo a questo stesso la gestione di questi castelli. Tutto il paese ha degli indizi medievali ormai coperti, certamente trasformati nel tempo. Ci sono per esempio presenze del 1400. Ci sono delle chiese importanti, la più antica probabilmente citata proprio nel 1115, quella di San Giorgio. La chiesa parrocchiale è dedicata a Santa Maria Assunta, colpisce particolarmente il quadro della Pietà, del 1600, ma che ha uno stile del tipo caravaggesco. Un altro quadro importante, proprio quello dell'Assunta, ricorda quello del Guido Reni, identico, almeno una copia, che è ospitato a Monaco di Baviera. Ci sono poi i vari capitelli che vengono dalla villa di Traiano. Gli acquasantieri sono appunto dei resti dei capitelli che vengono da questa villa, che negli anni sono stati appunto utilizzati per abbellire la chiesa. A voi le note del complesso bandistico di Arcinazzo Romano.
nostra composizione è circa di 32 elementi e questa realtà comunque viene mantenuta da tantissimi anni in questa piccola comunità dell'Alta Valle dell'Aniene, dove la musica è stata per centinaia d'anni un volano della cultura di questa comunità. L'anno scorso abbiamo fatto un concorso bandito dall'ente provinciale e siamo riusciti ad arrivare in finale. Le origini sono molto antiche, la banda circa alla fine dell'Ottocento c'era la banda musicale, poi per certi aspetti è stata logicamente lasciata a motivi di guerra eccetera eccetera. Subito dopo la seconda guerra mondiale è stata rifondata e in quegli anni lì, tra gli anni 50 e gli anni 80, ha avuto un validissimo maestro che l'ha portata ad avere addirittura 80 elementi. Abbiamo fatto delle bellissime cose, trattiamo musica di Rossini, abbiamo trattato musica di Henry Mancini, andiamo dal pop al jazz a qualche situazione rock, comunque anche musica del fine Ottocento, lirica. Il nostro incontro generalmente è di 2 volte a settimana, certo sotto il periodo concertistico cerchiamo di aumentare, ma insomma dobbiamo capire anche le esigenze dei bandisti perché sono tutti operai, quindi molti lavorano fuori da Arcinazzo e abbiamo anche problemi insomma, ad incastrare le prove. La comunità sente molto la presenza della banda e dobbiamo ringraziare sempre l'amministrazione comunale che insomma ci mette a disposizione i vari mezzi per poter andare avanti. E nello stupendo scenario degli altipiani d'Arcinazzo l'imperatore Traiano aveva inserito la sua residenza di caccia. Andiamo a scoprire la villa e il museo archeologico. Traiano, l'imperatore che costruì l'edificio che stiamo vedendo in queste immagini, decise di cogliere l'opportunità data da questi territori e costruì qui per sé una residenza che lui usò per 2 di quelli che noi chiamiamo in qualche modo degli hobby tipici dell'imperatore Traiano, la caccia e la pesca. Per quanto riguarda la caccia, si rifugiava qui agli altipiani d'Arcinazzo dove una natura pressoché incontaminata, ancora oggi immaginiamoci invece più di 2000 anni fa, con tantissima selvaggina che poteva poi confluire nelle tavole cittadine di Roma. La villa è costruita su 2 gradoni, quello superiore è il più ampio, circa 4 ettari. Non è stato ancora fatto oggetto di scavo, ma sono state effettuate delle indagini col georadar che hanno evidenziato la presenza del resto dell'ampia villa di Traiano. La parte inferiore, quella che si estende per circa 1 ettaro su cui adesso ci troviamo, è invece stata fatta oggetto di indagini archeologiche che hanno rivelato in qualche modo la parte più esteticamente apprezzabile della villa. La parte centrale della villa oggi è percepita come un'ampia platea vuota, non ricoperta da nessun elemento e molto spesso noi siamo portati a vedere oltre, quindi a osservare in realtà le mura e i ruderi. Ma dobbiamo immaginarci che così come avviene ancora oggi, una bella villa è tale anche quando ha un bel giardino e l'area vuota che noi possiamo osservare attorno alle strutture murarie della villa era effettivamente un giardino monumentale. Se poniamo appunto come centro di gravità il giardino, ci accorgeremo che la villa è costruita lungo 3 assi ottici, in uno dei quali si sviluppa il cosiddetto corpo di fabbrica principale.
La parte centrale di questi ambienti è il cosiddetto triclinio, cioè la sala da pranzo. Sullo sfondo del triclinio si apre un ninfeo, quindi una fontana monumentale da cui sgorgava incessantemente dell'acqua che caratterizzava in qualche modo quasi tutte quante le ville imperiali. All'interno del museo, che sorge nell'area archeologica, sono raccolte una selezione di opere che sono state recuperate nel corso degli scavi, tra cui spicca un grosso lacerto pittorico, quindi un'area dipinta che inquadra una cosiddetta Nike, una vittoria alata. La vittoria alata può dirsi il simbolo di Traiano, perché lui fu un grande conquistatore, un generale che portò alla massima espansione l'impero romano. All'interno del museo vi sono anche una selezione di marmi che dimostrano una provenienza molto eterogenea, dalle aree africane a quelle orientali del Mediterraneo, e che chiaramente trovavano luogo nelle bellissime architetture e decorazioni della villa. Per tutte le informazioni relative alla visita e ad altri approfondimenti tipo storico e archeologico sulla villa di Traiano è sufficiente collegarsi al sito internet www.arcinazzo.org. Andiamo a conoscere altri piatti tradizionali di Arcinazzo Romano. Ci troviamo nel ristorante Sorpaiolo e abbiamo una tavola imbandita di prodotti tipici cucinati da noi. Il nome del ristorante deriva dal paiolo, dove viene fatta la polenta. Abbiamo qui dei piatti tipici locali come le fettuccine, le tagliatelle, gli gnocchi di patate e i classici strozzapreti, che sono un piatto tipico del Sublacense. Poi abbiamo qui i tagliolini, che in ponzese, il nostro paese di origine, sono chiamati cucchi. Poi abbiamo una miriade di secondi piatti che cuciniamo noi, ad esempio l'abbacchio, che può essere anche locale, dei formaggi locali, della ricotta caprina, con cui poi noi, con queste ricotte qui, produciamo i ravioli fatti in casa. Poi abbiamo le famose pezzette, chiamate qui ad Arcinazzo Romano, e le facciamo con i ceci oppure con i fagioli. Poi abbiamo le codiche con i fagioli, la trippa e il coniglio, che lo facciamo esclusivamente alla cacciatora. E c'è la verdura, i broccoletti e la cicoria, che è tipica proprio del territorio, qui dei pratoni degli Altipiani di Arcinazzo. Queste carni accompagnate dall'ottimo vino locale cesanese di affile, che può essere imbottigliato oppure anche sfuso. E abbiamo anche il pane prodotto dal forno locale, che è buonissimo. Tipiche sono le ciambelline al vino, chiamate anche risichelle. Queste le facciamo proprio noi qui nel nostro ristorante. Dopo aver visto la villa di Traiano, pertanto vi invito tutti a degustare questi nostri buonissimi piatti del territorio. Una signora che sono nata a Tupavese, e in Tupavese un po' era povero, ma però c'era povertà e fratellanza. Allora tutte le signore portavano le conne con le cioce, che le teneva se le metteva, se no si è pure scazzo. Però c'era una fratellanza, perché tutti i giorni andavamo in campagna, che la mattina ti dovevi preparare, prima fai i cucchi o la pulenna, poi la portavi in campagna trovavi tutti quanti, si zappava, si facevano tutte le cose. Però il paese era pieno di gente, noi siamo rimasti un po' a pochi. Qua c'è una piazza che si vede tutta la veduta e la gente la sera, le televisioni non c'erano, stavano tutti davanti ai vicoli.
mi sono battezzata, mi sono cresimata e mi sono sposata. Ringrazio Dio, mi ha dato 2 bei figli. E dai figli ho 2 nipoti laureati, che uno è pure capitano, sta su a Padova. Appena che arriva una persona la riempimmo di gioia, di tutto. Siamo proprio fatti, veniti proprio di cose, di animo siamo. Perché noi teniamo tutta roba della campagna, teniamo. Oh. Adesso sei da più un po' questo centesimo, insomma sei più annanzi. In paese vi aspettano in tanti, noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Arcinazzo Romano, viva l'Italia e ciao!